bentrovati al TG Sicilia, i titoli di questa edizione. Si tinge di giallo il rapimento del giovane di Vittoria, rapito da 4 uomini incappucciati e rilasciato dopo 24 ore. Mi hanno trattato bene, racconta, ma il movente non è ancora un mistero. Pomeriggio da incubo all'ospedale Sant'Elia per una dipendente dell'ASP, precipitata con l'ascensore dal terzo piano a liberare l'operatrice sanitaria e i vigili del fuoco. Mazzette nella sanità a Palermo, il commercialista di un'associazione che presta cure domiciliari ai malati di tumore e un dirigente dell'azienda sanitaria di Palermo arrestati in flagranza mentre si scambiavano denaro in ufficio. Maltempo intenso nella Sicilia occidentale, una donna tratta in salvo nel sottopasso di una statale ad Isola delle Femmine. I calcinacci di una chiesa feriscono una turista a Palermo. Catania, torta di compleanno col viso di Trantino infilzata da una sciabola. Il video circolato sui social, fatto rimuovere, individuato il responsabile. Il sindaco, stupida bravata di un avvocato radiato dall'alto. A Caltanissette i carabinieri hanno arrestato una donna di 61 anni che aveva finto di essere stata aggredita dal marito. In realtà a ferirlo con un coltello era stata lei. E poi il calcio, il Palermo pareggia e rimane imbattuto in campionato col Cesena e 1-1 al Manuzzi. Rosanero che mantengono la vetta della classifica assieme al Frosinone e appunto al Cesena. Vigilia di Cerignola Catania, la seconda trasferta consecutiva per i rossazzurri che cercano il ritorno ai 3 punti dopo 3 gare senza vittoria. Bentrovati, un sequestro lampo, molte ombre sulla vicenda. È un ragazzo di 17 anni che riabbraccia la sua famiglia. Si tinge di giallo il presunto rapimento del giovane di Vittoria, rapito da 4 uomini incappucciati e rilasciato dopo 24 ore. Mi hanno trattato bene, racconta, ma il movente è ancora un mistero. Eva Spampinato. Per definire il caso si può parlare sempre di sequestro o di presunto sequestro? Come lo inquadrate? Diciamo che ancora non è il caso di dare delle definizioni, va bene? Quindi noi possiamo soltanto dire che le indagini non si chiudono qua. Bocche cucite dalla procura di Ragusa, lingue sciolte dai genitori del 17enne vittima del presunto sequestro lampo durato 24 ore a Vittoria, nel Ragusano. Se dalla conferenza stampa a Palazzo di Giustizia l'unica notizia confermata riguarda le indagini che proseguono senza escludere alcuna pista, pur perdendo corpo, quella del sequestro per estorsione, alla stampa arrivano i racconti del giovane, figlio di un grosso imprenditore del settore ortofrutticolo. Lo hanno trattato bene, non lo hanno minacciato, gli hanno dato da bere e un panino da mangiare, ma mio figlio non aveva fame, ha mangiato poco e bevuto tanto. La paura e la tensione erano tante, è stato un incubo per lui e per tutti noi, per fortuna è finita bene, racconta il padre del 17enne che ha riferito di essere stato rinchiuso in un casolare di campagna e che i rapitori erano sempre incappucciati. Noi non abbiamo allo stato elementi per poter dire che ci sia stata una finalità di estorsione, perché non ci risulta da nessun atto processuale. Se dovesse emergere questo dato, il processo sarà di competenza della Procura distrettuale di Catania. Il ragazzo si è presentato spontaneamente in questura a Vittoria la scorsa sera, accompagnato da un amico che lo aveva trovato mentre vagava in strada. I beni della famiglia non sono stati sequestrati e sono sempre rimasti nella loro disponibilità. Non abbiamo ricevuto alcuna richiesta o avuto nessun contatto, conferma il padre, e siamo stati in costante collegamento con le forze dell'ordine. Un sequestro anomalo, senza richieste di riscatto, con dinamiche poco chiare, un'indagine che è solo agli inizi, ma che parte con molte domande. Pomeriggio da incubo all'ospedale Sant'Elia per una dipendente dell'ASP precipitata con l'ascensore dal terzo piano. A liberare l'operatrice sanitaria sono stati i vigili del fuoco. Il servizio di Rita Cinardi.
Tragedia sfiorata all'ospedale Sant'Elia, dove una dipendente è rimasta vittima di un grave incidente. L'ascensore sul quale si stava spostando da un piano all'altro è improvvisamente precipitato dal terzo piano al sotterraneo, probabilmente a causa dell'allentamento di un cavo. All'improvviso gli operatori sanitari del blocco operatorio hanno sentito un boato e grida di disperazione provenire dal vano ascensore. All'interno un ausiliare è rimasta gravemente ferita agli arti inferiori. La donna per l'impatto ha riportato la frattura delle gambe e altri traumi al bacino. A liberarla sono stati vigili del fuoco. Una volta fuori è stata portata in pronto soccorso per poi essere sottoposta ad un intervento chirurgico. Sono intervenuti i poliziotti della scientifica e personale dell'ufficio tecnico dell'azienda ospedaliera per ricostruire quanto accaduto e verificare eventuali responsabilità. Per quello che mi hanno detto i nostri uffici, gli ascensori avevano avuto da poco la manutenzione, per cui è in fase di accertamento. Io ho subito ordinato la verifica straordinaria di tutti gli ascensori del Sant'Elia e al rientro, ove ci fossero responsabilità della ditta di manutenzione che noi abbiamo, provvederemo immediatamente alla risoluzione del contratto. Ora a Palermo un commercialista di un'associazione che presta cure domiciliari ai malati di tumore, un dirigente dell'azienda sanitaria, arrestati dalla squadra mobile mentre si scambiavano denaro in ufficio. Maglio Viola. Corruzione in pratica sanitaria. Con questa accusa sono stati arrestati in flagranza di reato il direttore del Dipartimento Attività Sanitarie e Territoriali dell'ASP 6 di Palermo, Francesco Cerrito, e il commercialista Mario Lupo, rappresentante della SAMOT, associazione che gestisce le cure domiciliari per i malati terminali di tumore. L'arresto in flagranza è stato effettuato negli uffici dell'ASP di Palermo nel pomeriggio di venerdì, ad opera di agenti della squadra mobile che tenevano sotto osservazione uno dei due indagati. L'operazione è scattata quando i poliziotti hanno assistito alla consegna di quella che hanno ritenuto fosse una mazzetta. Sull'inchiesta verte il massimo riservo. A condurre l'indagine sarebbe la squadra mobile sotto il coordinamento del sostituto procuratore Massimo Brandini. Nell'inchiesta sembra siano coinvolte anche altre persone, forse 6. I dettagli non vengono resi noti anche per effetto delle nuove disposizioni di legge in base alle quali, prima della formalizzazione delle contestazioni d'accusa, gli indagati devono essere ascoltati dal pubblico ministero. I due fermati in flagranza di reato sono stati trasferiti nel carcere di Pagliarelli, dove resteranno in attesa dell'interrogatorio da parte del PM e della successiva formulazione del capo d'accusa. Solo allora si potrà conoscere qualcosa in più dell'inchiesta, in attesa del successivo interrogatorio di garanzia da parte stavolta del giudice per le indagini preliminari, che dovrà convalidare gli arresti. In base alle poche notizie filtrate, Lupo stava consegnando una somma di denaro a Cerrito nel suo ufficio dell'ASP al momento del fermo. Maltempo intenso nella Sicilia occidentale, una donna tratta in salvo nel sottopasso di una statale ad Isola delle Femmine. I calcinacci di una chiesa feriscono invece una turista a Palermo. Marco Gullà. Calcinacci che cadono da una chiesa e colpiscono una turista, strade allagate, una donna bloccata con la sua auto in un sottopasso ad Isola delle Femmine, danni e disagi a Palermo in provincia per il maltempo che ha investito la Sicilia occidentale. In queste ultime ore una donna rimasta intrappolata con la propria auto in un sottopasso della strada statale allagato è stata salvata a Isola delle Femmine in provincia di Palermo. La macchina, ormai quasi completamente sommersa, è stata notata da alcuni passanti e da un autista del pullman di una ditta che ha lanciato quindi l'allarme. La donna sotto shock è stata messa in salvo da alcuni volontari della protezione civile e dalle forze dell'ordine. Tragedia sfiorata invece in via Maqueda a causa della caduta di alcuni calcinacci dal cornicione della chiesa Santa Ninfa dei Crociferi. Una turista ferita ma non è in pericolo di vita. E poi strade allagate come fiumi, maltempo che però sta abbandonando la zona occidentale dell'isola per accentuarsi invece nella parte orientale. Le temperature saranno prettamente autunnali e possiamo ormai dirlo, l'estate sembra essere definitivamente arrivata ai titoli di coda. E adesso la notizia di un incidente mortale. Una persona è morta appunto nello scontro tra un motociclo e un'autovettura lungo la statale 121 catanese all'altezza di Misilmeri, in provincia di Palermo. Torniamo a Catania, torta di compleanno con la faccia di Trantino infilzata da una sciabola. Il video circolato sui social è stato immediatamente fatto rimuovere. Il sindaco stupida bravata di un avvocato radiato dall'albo. Tra i messaggi di solidarietà anche quello del governatore Schifani. Sentiamo l'intervista di Tonino De Mano.
Sindaco, una sciabola sul suo volto, per fortuna sulla torta, però è comunque un gesto inquietante. Beh, io la vorrei derubricare come una stupida bravata, potrebbe essere anche uno spot sugli effetti dissociativi della cocaina, perché si capisce che queste persone non erano in sé, quindi che poi loro pensano di fare una cosa carina, una cosa simpatica, prendendo a colpi di coltello una torta in cui c'è il volto del sindaco, la considero veramente sconsiderato, ma in ogni caso non è che mi preoccupi. So chi sono questi soggetti che in passato hanno provato a far parlare di sé pubblicando video in cui sniffavano cocaina durante il Covid come antidoto al virus, quindi è gente già squalificata, gente radiata dall'albo perché ahimè era mio collega quello col coltello in mano, però quello che mi fa piacere è registrare l'amicizia, la vicinanza, la solidarietà di tutta la parte sana della città, e questo è quello che conta. Purtroppo questa è l'altra faccia dei social, quella negativa. Sì, però guardiamola anche in altro senso, si sfogano in questo modo, tant'è che poi non ci sono degli elementi di preoccupazione rispetto alla vita normale, alla vita reale, perché oramai si sta creando questa dicotomia fra vita reale e vita sui social, quindi se serve a cercare un poco di popolarità attraverso qualche like in più, che lo facciano pure. A Catania la sicurezza continua ad essere un problema anche nelle vie centrali. Nella puntata del Punto di oggi abbiamo raccolto la testimonianza di una donna che vive in Corso Sicilia. L'ha sentita per noi Simona Mazzone. Come si vive qui? Qua si vive come donna, si vive con lo spray al peperoncino, si vive scortati con i figli, perché obiettivamente non c'è un controllo, non ci sentiamo tutelati da un punto di vista di sicurezza, ragion per cui la zona è diventata il degrado di Catania. Potendolo fare cambierebbe casa? Guardi, purtroppo ci sto pensando, a malincuore, perché obiettivamente amo la zona, purtroppo si è declassato anche il valore dei nostri immobili. A Catania il presidente del Senato Ignazio La Russa ha ricordato il padre, il senatore Nino La Russa, a 20 anni dalla sua morte, ringraziando per l'attenzione di Nello Musumeci e degli onorevoli Ciancitto e Galvagno. Ha ribadito il forte attaccamento del padre al territorio. Cambiamo argomento, andiamo a Caltanissetta. Una donna accoltella il marito e si finge vittima di un'aggressione. Arrestata Rita Cinardi. Aveva fatto accorrere i carabinieri fingendosi agitata e vittima di un'aggressione da parte del marito, ma alla fine ad aggredire era stata lei, con tanto di coltello, l'uomo che nel frattempo si era fatto medicare in ospedale. Protagonista della vicenda, una donna nissena di 61 anni, arrestata per il reato di maltrattamenti e condotta in carcere. A quanto pare non era nemmeno la prima volta che umiliava e aggrediva il marito. Quando i carabinieri sono giunti nell'abitazione della donna, hanno notato delle tracce di sangue tra l'ingresso e la cucina, ma la 61enne non aveva alcuna ferita sul corpo. Il sangue infatti era quello dell'uomo, colpito con un coltello da cucina da 32 centimetri, arma che la donna si era premurata di nascondere sotto il letto. Nel frattempo i carabinieri hanno anche visionato le immagini del sistema di videosorveglianza che confermavano un quadro che si delineava sempre più chiaro. Dapprima la donna avrebbe insultato il marito anche in presenza del figlio, a sua volta destinatario di offese e percosse, per poi finire per prendere il coltello e avventarsi su di lui. Dalle indagini è emerso che l'uomo, vittima di violenze psicologiche e fisiche mai denunciate, qualche mese prima aveva subito lo stesso tipo di aggressione. Oggi, 27 settembre, giornata mondiale del turismo, ormai anche opportunità di sviluppo sostenibile, ma c'è un turismo che non si vorrebbe raccontare ed è quello dei viaggi sessuali, che vede vittime minori e bambini. Un dato purtroppo con numeri pesanti, come denuncia Mete, associazione da Palermo. Orazio Longo. Partiamo dal nome delle cose, turismo sessuale, due termini che sembrano essere proprio in contrapposizione. Se poi a questi due termini aggiungiamo anche infantile, minorile, allora diventa chiaro che di orrore stiamo parlando, non di turismo. Un orrore che però corre sotto traccia, nel silenzio di tanti. I dati dell'Organizzazione Mondiale del Turismo registrano un flusso di 3 milioni di persone all'anno che viaggiano diretti verso i figli della guerra e della miseria, abusando dell'umano, sfruttando la povertà economica e sociale. Gli italiani sono tra i primi al mondo a partire con la finalità dell'abuso sessuale minorile, come spiega Mete Associazione. Tutto questo è inaccettabile, tutto questo è pedofilia,
tollerata. Iniziamo con le organizzazioni che presiede un impegno fittissimo a livello nazionale e internazionale, chiedendo collaborazione non semplice, perché quando ci troviamo di fronte a dei business molto ma molto forti, le collaborazioni vengono meno. Il business dei viaggi sessuali minorili è il terzo nel mondo dopo quello delle armi e della droga. L'abuso inizia da bambini con età sin dai 5 anni. Esistono agenzie di viaggio specializzate in questo tipo di organizzazione e tra i clienti sono in crescita pure le donne. Il dato parla di 2 su 10. Partire per abusare i bambini è un crimine contro l'umanità. La definizione turismo sessuale noi la contestiamo. Il turismo è un fatto bello, non lo si può associare agli abusi sessuali. Tra natura e memoria, tra Ribera e Caltabellotta nasce un luogo di riconciliazione e rinascita, il Giardino della Pace d'Europa, nell'ambito delle iniziative di Agrigento, capitale della cultura 2025. Sentiamo Davide Sarto. È un sogno che diventa realtà, un simbolo di bellezza e rinascita. Tra Ribera e Caltabellotta, nell'Agrigentino, al belvedere del castello di Poggiodiana, è nato il Giardino della Pace. Un luogo suggestivo, sospeso tra storia e natura, che si affaccia sulla vallata del Verdura e invita alla riflessione e al dialogo. Un progetto europeo inserito nel dossier di Agrigento Capitale della Cultura 2025, frutto della collaborazione tra giovani architetti e studenti siciliani e un gruppo di garden designer francesi di fama internazionale. In questo modo i ragazzi hanno avuto occasione di sperimentare sul campo il valore di un sito, la sua bellezza, il suo spazio, le possibilità di uso ed anche imparare a realizzare concretamente quello che solitamente progettiamo in aula. 3 piattaforme in legno di abete si affacciano sulla vallata, un invito a fermarsi, pensare, respirare. Parliamo della pace, parliamo di un luogo di riflessione, di rigenerazione per certi aspetti e quindi in questo momento che siamo tutti alla disperata ricerca di una pace che speriamo sopraggiunga quanto prima per tutti i teatri di guerra che abbiamo attivi. Oggi quel linguaggio parla anche siciliano, tra i colori, i profumi e la luce di Ribera prende forma un messaggio di fratellanza e speranza destinato a durare nel tempo e a far innamorare i visitatori di ogni parte del mondo. E adesso una pausa, tra poco la nostra pagina sportiva, non mancate. Bentornati al TG Sicilia, è il momento del calcio, il Palermo pareggia e rimane imbattuto in campionato, col Cesena è 1-1 al Manuzia, a Blesa risponde Bani, rosanero che mantengono la vetta della classifica assieme al Frosinone e appunto al Cesena. Marco Gullà. Pari e patta al Manuzzi, Cesena-Palermo finisce 1-1, un punto che permette ad entrambe le squadre di mantenere la vetta della classifica in attesa del Modena che giocherà a Pescara. Un match equilibrato, teso, sia il Cesena che il Palermo potevano vincerla, ma probabilmente la paura di perdere ha inciso nella parte finale della gara, quando i ritmi si sono abbassati. Un gol per tempo, nei primi 45 minuti segna Blesa per i romagnoli, nella ripresa arriva invece il pareggio di Bani. Palermo che parte subito forte creando gioco e occasioni, la prima arriva sulla testa di Bani che da pochi metri alza sopra la traversa. Il Palermo vuole graffiare, 31esimo Pierozzi trova un cross millimetrico per l'Eduaron, il francese colpisce di testa al volo, ma Klinsmann compie un autentico miracolo ed evita il vantaggio rosanero. Dopo pochi minuti è però il Cesena a segnare, scambio perfettamente riuscito tra Francesconi e Berti che viene steso da Pierozzi dentro l'area, l'arbitro concede il vantaggio e il pallone finisce sui piedi di Blesa che non può sbagliare, solo davanti a Joronen, 1-0. Ripresa, Inzaghi mette dentro Blen al posto di Segre, il Cesena spreca tutto con Spendi che solo davanti a Joronen calcia fuori. I siciliani cercano la reazione al 54esimo, traversa clamorosa di Poyampalo, Palermo ad un passo dal gol che però arriva subito dopo, azione caotica in area Cesena, ci pensa Bani a sistemare tutto con il suo primo gol in rosanero, 1-1. Altre sostituzioni, Inzaghi vuole cambiare marcia e mette dentro Brunori, la musica però resta sempre la stessa, il Palermo reclama un rigore nel finale, ma nulla di più, 1-1, rosanero ancora imbattuti.
Vigilia di Cerignola Catania è la seconda trasferta consecutiva per i rossazzurri che cercano il ritorno ai 3 punti dopo 3 gare senza vittoria. In attesa delle parole di Toscano sembra che il tecnico possa proporre dal primo minuto Donnarumma. Francesco Triolo. Cercasi Catania 1.0, quello delle prime 3 giornate, quello della difesa ermetica e della capacità di affondare i colpi contro gli avversari, sprazzi di quel Catania brillante, tambureggiante che non concede respiro. Si sono visti a Trapani mercoledì nel primo derby siciliano in cui i rossazzurri hanno costruito tanto e sprecato altrettanto. Domani la seconda trasferta consecutiva in 4 giorni porterà i ragazzi di Mimmo Toscano ad affrontare quel Cerignola, reduce dall'impresa in rimonta in casa della capolista salernitana. L'infrasettimanale ha consegnato al tecnico spunti importanti, soprattutto sullo stato di forma di alcuni giocatori, e Toscano potrebbe anche tenerne conto nel definire l'11 titolare per la gara di domani. Lunetta dovrebbe essere confermato tra i titolari con Cicerelli, ma non è escluso che possa fare coppia sulla tre quarti con Stoppa. In mezzo l'idea di partenza è quella di Corbari e di Tacchio insieme dal via, ma Quaini resta un'alternativa concreta. Per il resto dovrebbe tornare Donnarumma dal primo minuto sulla corsia di sinistra, da valutare il possibile ritorno tra i convocati di Caturano. Attenzione al Cerignola, la squadra pugliese già lo scorso anno ha sorpreso tutti assestandosi nelle zone altissime della classifica, in vetta ad un certo punto, e quest'anno, persi alcuni giocatori chiave del valore di Capomaggio e Salvemini, ha puntellato il gruppo con elementi come Emmausso, un ex, e Cretella, ex Messina, che lo scorso anno ha conquistato la Serie B con il Padova. Ci sarà da battagliare, ha detto il mister Toscano, sulla partita di domani Cerignola-Catania. Sentiamolo. Noi siamo pronti per affrontare questa partita difficile come tutte le altre, ma sarà una partita dove ci sarà da battagliare e siamo pronti per battagliare. Come ogni partita dobbiamo andare a Cerignola con l'obiettivo di vincere e con l'atteggiamento giusto e con lo spirito giusto. Tatticamente è una squadra che ha cambiato poco rispetto all'anno scorso dal punto di vista tattico, ha cambiato degli uomini, mettendo gente con caratteristiche diverse, ma sempre una squadra con un DNA ben preciso. Ma la cosa più importante è come affrontiamo noi la partita. E adesso una pausa, tra poco per altri aggiornamenti. Da Catania pronte a partire il 1° ottobre 2 nuove flotte a seguito della Sumud Flottiglia dirette a Gaza. Gli organizzatori hanno fatto sapere che non si fermeranno fino a quando la Palestina, vittima di attacchi senza precedenti, non sarà libera. E questa sarà l'ultima notizia. Grazie per averci seguito e buona serata.